Un fascio di documenti intestati a Banca Etica, la padovana Silvia Benedetti prova a uscire dal polverone Rimborsopoli mettendo in piazza i versamenti, ma precisando anche di essere in attesa di altri che farebbero capo ad un secondo conto corrente. In 5 anni da deputata, sottolinea Benedetti, ho versato 165.000 euro, ho commesso alcuni errori formali nella rendicontazione degli ultimi mesi, errori per i quali mi assumo la piena responsabilità. Non ho però rubato un centesimo di soldi pubblici e non ho fatto furbate. Mi rimetto a eventuali decisioni che verranno prese. Nel suo movimento, intanto, le acque rimangono agitate. Noi siamo molto critici, come ho già detto più volte, chi sbaglia viene cacciato a calci sul sedere. Non c'è posto assolutamente per chi ha tradito quello che è il regolamento interno, quindi persone che verranno escluse, persone che non hanno a che vedere con il movimento, e su questo noi non ammettiamo deroghe. Il caso Rimborsopoli ha fatto finire nel mirino non solo Benedetti, ma anche un altro parlamentare veneto nuovamente candidato, Emanuele Cozzolino. A tenere banco a nord-est è però il terremoto europeo, con David Borrelli, che per motivi di salute ha annunciato di lasciare il movimento per passare al gruppo misto.